Il nostro parroco in ospedale, se no ce la faceva leggere lui. Me l'ha sempre fatta leggere anche l'altro giorno a un funerale in chiesa a Tovena. Disapprovazione per i toni assunti dalla censura da parte di uno degli alpini che sabato era presente alla messa di San Boldo. Vedi? Sabato 15 agosto, la tradizionale festa alpina, 44esima, per 43 volte l'abbiamo letta e la 44esima l'abbiamo letta all'esterno, su una chiesa che ho lavorato, costruita in pietra. L'avete vista la chiesa adesso? Costruita in pietra dagli alpini. Penne nere che con il consigliere nazionale, generale Renato Genovese di Vittorio Veneto, sottolineano il perché della risonanza mediatica della vicenda. Una minima parte di sacerdoti vogliono questa modifica, ma la stragrande maggioranza, in tutte le chiese dove io sono andato, anche dall'uomo di Vittorio Veneto, la preghiera viene letta regolarmente e nessuno ha niente da eccepire. Inutile controbattere che la frase proibita "rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la civiltà cristiana" faccia parte della preghiera alpina cancellata 20 anni fa dallo stesso ordinariato militare. Si sa benissimo che in senso metaforico le armi sono le armi del lavoro, le armi della disponibilità, ma se guardiamo anche quante citazioni nella Bibbia ci sono che parlano di armi, di eserciti. Alpini che al tempo stesso si chiamano fuori da qualsivoglia strumentalizzazione. Direi che la Lega deve starne fuori, la politica deve starne fuori da queste faccende degli alpini. Penne nere vittoriesi che attendono il rientro a casa del loro parroco in attesa della prossima preghiera. Don Pier Giorgio Camilotto. E cosa gli auguriamo? Che stia bene per il prossimo anno? Che stai bene e che guarisce.